La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina vorremmo far notare una cosa alle varie anime belle furbette e anche viceversa ad autorità morali e istituzionali che si stanno a sentire a prescindere per quello che hanno da dire, come l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, scusate. Però il punto è che guardate che è uno stereotipo anche l'accoglienza a prescindere. Cioè è anche uno slogan, il dialogo per il dialogo, senza nessun dettaglio, costrutto, operazione a latere che guardi anche alla sicurezza di tutti i cittadini, gli italiani, milanesi, cioè anche quella, diciamo, buonista nel peggiore dei casi, o comunque raffinata, ma pur sempre a rischio retorica dell'arcivescovo, anche quella può essere appunto, può procedere per stereotipi. Perché lo facciamo notare? Perché appunto oggi c'è un'intervista dell'arcivescovo di Milano su Repubblica a partire dal caso Corvetto e diciamo il titolo su cui insiste Repubblica è che l'arcivescovo ci invita a non procedere per slogan ma a guardare la complessità. Ora poi Repubblica indugia molto su questo e il sottotesto neanche troppo implicito è che no, le destre, rigoroso il plurale, bavose, sovraniste, solo e sempre securitarie ragionano per slogan. Il ragionamento di Delpini ovviamente è un po' più articolato, però il passaggio chiave dice: invece che procedere per stereotipi, bisognerebbe andarci a parlare con questi ragazzi e con i loro familiari, ascoltarli come fanno la Caritas e i servizi sociali pubblici. Ora, soprattutto la Caritas e soprattutto la realtà della Chiesa a Milano spesso supplisce alle carenze pubbliche. Questo è un dato storico della Chiesa milanese che va assolutamente sottolineato. Però cioè, poi bisogna aggiungerci dei pezzi, poi bisogna, come dire, connettere questa giustissima, dal punto di vista morale, esigenza al dialogo con la realtà sociale, con la realtà quotidiana delle giornate di chi ci vive al Corvetto. Se no il rischio stereotipo è anche quello del bisogna andarci a parlare. Benissimo, andiamoci a parlare. Andarci a parlare vuol dire andare a parlare anche con i gentiluomini che mettono a ferro e fuoco il quartiere del Corvetto, investono ragazzi in macchina, danno fuoco a qualunque cosa, assediano le forze dell'ordine, lanciano petardi con le forze dell'ordine. Attenzione, è uno stereotipo anche questo. Lì non è che bisogna parlare, lì bisogna ripristinare un ABC della convivenza civile, dello Stato di diritto laico, che hanno molte più responsabilità le autorità cittadine in primis dell'arcivescovo ovviamente, ma che è il controllo del territorio, il monopolio della forza, che è della forza dello Stato, non delle gang nordafricane o italiane che siano organizzate. Dopodiché ha sempre ragione l'arcivescovo quando, molto stimolato da Repubblica, dice che Milano oggi è una città a due velocità. È verissimo. La città scintillante in centro, mentre fuori, negli altri quartieri che non mi piace chiamare periferia, l'urbanistica ha una sua articolazione, ci sono problemi economici di solitudine. Tutto vero, ma questa città a due velocità di chi è figlia? Sarà, come dire, frutto di un progetto, di un non progetto amministrativo? Sì. Chi ha avuto le chiavi amministrative della città nei tempi recenti? Una certa sinistra, vogliamo dire una certa sinistra che appunto ragionava a due velocità, che incarnava, come dire, anche i flussi elettorali lo dimostrano, le istanze della Milano scintillante, della Milano del centro, del quadrilatero, della prima cerchia dei bastioni, che è la punta avanzata del paese, questo è indubbio, direi per merito dei milanesi più che della politica,
e però ha creato quest'ottica che ha creato questo fossato con le periferie. Al plurale noi ci sentiamo di usarlo, ha ragione l'arcivescovo, il singolare è una astrazione, già le periferie nelle loro diversità e criticità sono state però oggettivamente abbandonate, e come dire è un punto di realtà, non di retorica, da cui non si può sfuggire. Dobbiamo anche dire che quando l'arcivescovo dice che le proteste di questi giovani sembrano mettere a rischio la sicurezza, no, facciamo rispettivamente notare, non è che sembra, hanno messo a rischio la sicurezza per giorni interi di un quartiere intero, e questo è inaccettabile. E come dire, relazionarsi a questo fenomeno inaccettabile con la parola d'ordine esclusiva del dialogo e della relazione è esso stesso uno stereotipo, dopodiché alla domanda sostanzialmente il giornalista di Repubblica chiede: c'è un invio suppletivo di forze dell'ordine, ma cosa sarebbe necessario fare? L'arcivescovo risponde: servono le relazioni. Quel che rende sicura una città non è che ci siano le porte blindate sulle case o che ci siano i militari per strada. Io quando vedo delle divise per strada mi sento rassicurato nella mia sicurezza, questo mi sento di dirlo. Serve stabilire relazioni fra persone che si rispettano e che cercano di capirsi. Sì, assolutamente, ma di nuovo ci vuole un terreno comune. Se ci sono enclavi che si arrogano lo pseudo diritto del controllo della loro fetta di territorio, che vuol dire aggressione a chi non è dei loro, dare fuoco a qualunque cosa e tutto il campionario di qui sopra, no, mi spiace, ma l'accoglienza, il dialogo, le relazioni da sole rimangono uno stereotipo. Grazie a tutti, rimanete con noi che tra poco abbiamo la nostra intervista settimanale. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.